Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti alla Luigi Ariola. Stanno per scendere in campo Monti Prenestini e Polisportiva De Rossi per l'11ª giornata del girone D. Calcio di punizione per il Monti Prenestini. Colasanti pennella dentro, Ficola! Spacca il palo. Prima chance per il Monti Prenestini. Colasanti dentro l'area di rigore, viene atterrato e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Monti Prenestini. Colasanti contro Cappottelli. Parte il 10! Al 17esimo il Monti Prenestini è avanti con il 7° gol stagionale di Colasanti. Corner per il Monti Prenestini, Garzia mette dentro il pallone, rimane lì, Prendes! La fa sua questa volta Cappottelli. Innocenti dalla sinistra. Calibra il traversone Marinucci di poco alto. Corner battuto corto. Garzia fa la sponda per De Luca che mette dentro forte. Prendes! Prima di tutti fa 2-0. Decimo minuto sul cronometro della ripresa. Punizione per il Monti Prenestini. Batte Garzia di pochissimo alta. Angelucci si fa largo, carica al destro, fuori. Contropiede del Monti Prenestini. Colasanti per Cesarini. Restituisce il pallone per il 10. Colasanti mette dentro, Jukic! 3-0 e terzo gol consecutivo da subentrato per Jukic. Cesarini, brutto fallo di passi ed il direttore di gara estrae il rosso. C'è l'espulsione anche per Del Mastro per qualche parola di troppo volata nei confronti dell'avversario. Quadrigliero, Presley fa bene la sponda per Cesarini che carica la botta e fa centro. Poker del Monti Prenestini. Finisce qui il Monti Prenestini, comanda da solo il girone D.